Uela! Ciao ragazzi! Allora, oggi stiamo facendo un po' di lavori qui vicino all'agriturismo. Abbiamo tagliato già la siepe, Lucas invece ieri ha tagliato l'erba e in pratica adesso devo andare a scaricare, diciamo, tutto il verde all'interno del letamaio, il luamar, come si dice in dialetto. E ieri ha tagliato l'erba e ha fatto le mote qua, una qua e una di là. Vi faccio vedere, in pratica la pala è già piena con quello che abbiamo caricato prima. E quindi devo andare a svuotarla e dopo, una volta svuotata questa, ritornare qua e caricare tutta l'erba. Allora, in questo viaggio tengo la GoPro in testa, mentre nel prossimo viaggio provo a metterla là vicino alla pala, in modo da fare una specie di pala view, se riesco, insomma. E niente, andiamo a svuotarla la prima volta. Ok, partiamo. Questo è avanti e indietro, queste sono le marce, prima, seconda, terza, quarta, e questo invece regola la velocità, quindi questo è veloce, normale e lenta. Noi torniamo veloce. Wow. Prima veloce. Stiamo attenti qua che non andiamo addosso gli attrezzi. Fra 2 giorni ricominceremo la vendemmia per raccogliere l'uva del Bardolino. Vedete che ormai è pronta. Questo vigneto qua invece era fino grigio, l'abbiamo già raccolto tutto. Nel primo video che è uscito era proprio in questo vigneto qua. Spero che si senta qualcosa perché c'è il motore che fa un rumore potente. Posso accelerare un po' di più, dato che non ho niente davanti. Adesso in pratica devo caricare tutta questa erba qua nella pala. Il padre intanto è andato ad attaccare il trinciaerba per, diciamo, trinciare bene tutti questi residui di gelsomino che ci sono qua. Guardate come fuma, è bella calda, sta fermentando dentro sta qua. Senta, mira come si fa, vediamo della luce un po', no? Che tela? La carica tutta a mano, non si finisce l'altra. E tu cosa fai? Resti lì? Una bocchetta sotto. Merda. Questa viene dopo 2 o 3 giorni. Ti toccherà fare 3 giri o ci sta tutta? Un altro. Cosa un altro? Porti via quei casini un'altra volta. No, quello che ho appena fatto. Ma poi non era dell'erba. Ho capito, ma era di gelsomino comunque. Quindi altri 2 giri, insomma. Pensavo che ci stesse tutta, invece no. In pratica questa è tutta l'erba di tutto qua, dell'agri, casa, cioè è già passato dappertutto Luca.
C'è questa qua e dopo c'è anche una motta là che penso non si veda adesso, però insomma in totale 2 belle palate piene. Allora adesso provo a attaccare la GoPro lì sopra per vedere se riesco a fare un pala view. È duretta. Allora adesso vi lascio lì e dopo partiamo per andare a vuotare tutto, se riesco a attaccarla ovviamente. Questo non si muove niente proprio. Ah vabbè dai, tranquillo. Lascia ancora la pala, dai. Allora adesso devo spostare il Centauro 70. La cagata sopra anche questa. Ok, allora abbiamo scaricato tutto, adesso in pratica rimane solo da trinciare questi piccoli rametti di gelsomino qua. Il padre intanto, mentre io andavo a scaricare, ha preparato il fruttetto e adesso passa. Io devo tirare in fuori i rami che ci sono di qui, perché adesso vi faccio vedere. Devo tirare in fuori tutti i rami e così in pratica poi il padre può passare col fruttetto a trinciare anche questi. Ok, finito.
Ok ragazzi, allora abbiamo tagliato il gelsomino qui e tagliato l'erba qui e nel giardino della piscina, e poi abbiamo sistemato tutto e va bene dai. Allora spero che anche questo video vi sia piaciuto, in caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata.